Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo alle 8:23 a parlare di attualità politica con il governatore del Veneto, Luca Zaia della Lega. Governatore, buongiorno. Buongiorno dottor Milan, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, intanto le chiedo, ma questa alleanza col PDL è finita o non è finita? Perché Berlusconi dice una cosa e Maroni un'altra. Beh, sostanzialmente noi siamo qui a confermare la nostra posizione, nel senso che siamo all'opposizione a livello nazionale e da qui alle prossime elezioni, come ha detto Maroni, si vedrà di capire se ci sono i presupposti per ricostruire un percorso assieme. Diciamo, si votasse tra 6 mesi, mettiamo che il governo Monti non dovesse farcela, si votasse tra 6 mesi, la vede più facile o più difficile? Cioè PDL e Lega insieme? Guardi, questo non glielo so dire, perché poi queste sono partite di segreteria. Le posso garantire perché per quel che ci riguarda in Regione del Veneto Lega e PDL mantengono assolutamente salda l'alleanza e hanno ben chiaro che prima di tutto vengono gli impegni con i veneti. Però a livello nazionale al momento diciamo la Lega è l'opposizione e questo vuol dire che mentre Berlusconi sostiene il governo Monti non c'è alleanza, cioè possiamo dire così. Ma inviterei i cittadini, tutti, stakeholders, cittadini che comunque al mattino come me leggono i giornali per avere informazioni, di fare una brevissima riflessione. In Parlamento oggi Monti trova 3 posizioni ben distinte. Quella della Lega che si dichiara all'opposizione e dice che voterà di volta in volta. Se portassero i nostri provvedimenti sul federalismo li votiamo sicuramente. Quella di Berlusconi che dice voterò solo all'insegna della continuità, quindi magari non voterò la patrimoniale o altre partite del genere, e poi quella di Bersani che dice voterò all'insegna della discontinuità. Mi sa che il panorama è molto variegato. Senta, a proposito di riforme eccetera, lei ha citato la patrimoniale, cosa dovrebbe fare Monti secondo lei? Cosa la Lega è pronta a sostenere e cosa no? Il federalismo sì, ma riguardo a patrimoniale, pensioni, l'ICI? Guardi, io volerei un po' più alto, nel senso che noi siamo lì a difendere poi gli interessi del popolo, che sono quelli del pensionato che ha diritto dopo anni di lavoro di andare in pensione e di chi comunque ha sgobbato e si è spaccato la schiena per una vita per pagarsi la casa, quindi la prima casa, cioè il patrimonio di base e il valore di base che ognuno pensa di avere, in questo caso dobbiamo dire, oppure ha lavorato una vita per averlo. Però volando un po' più alto direi che Monti, al di là delle manovre ragionieristiche di capire dove tagliare e dove prelevare, perché c'è il rischio che prelevi sempre nella solita direzione, inviterei Monti a fare quello che i padri costituenti già nel 1948 prevedevano, di dare un assetto federalista a questo Paese. Questo Paese ha 1.900 miliardi di debito pubblico perché a qualcuno è stato permesso di vivere ad Acicala e qualche altra comunità invece ha dovuto fare la formica per pagare i conti di Ma sui provvedimenti concreti tipo l'ICI lei la vedrebbe bene? No, mi sembra di capire, la casa non si tocca. Guardi, la casa è un bene sul quale ovviamente noi faremo difesa, ma vorrei risottolineare questo aspetto: non basta una manovra di numeri, ma ci vuole una manovra anche di coraggio. E il Capo dello Stato dice che il federalismo non è più una scelta ma è una necessità. Si abbia il coraggio di dar corso a queste dichiarazioni, nel senso che la vera assunzione di responsabilità passa attraverso l'adozione di costi standard. Se una radiografia come costo standard costa 50 euro a un paziente, a livello nazionale non è giusto che se costa 500 euro in qualche comunità italiana e le 450 euro in più vengano pagati dai cittadini, se li pagano direttamente i cittadini di quel territorio. Intanto però di ministri veneti non ce ne sono, lei ci è rimasto un po' male. Cosa vuol dire che ha detto non abbiamo università private in Veneto? Cos'è, il Monti che guarda solo alla Bocconi, alla Cattolica? Guardi, a me sembra chiaro che sotto un profilo squisitamente umano poi uno quando fa il governo, se non ha particolari dettami dalla politica o di equilibri, chiama le persone delle quali si fida e che conosce. Evidentemente Monti ha fatto una scelta sotto il profilo della finanza, dei banchieri e delle università private. Oggi l'università statale, la scuola pubblica, è in mano totalmente a chi dirigeva o a chi comunque rappresenta la scuola privata. Questo è un dato di fatto, ma lo diciamo soprattutto alla piazza, che è riuscita a fare tutto il contrario di tutto, protestare contro i banchieri, se non ricordo male il 14 ottobre, da indignati, e io ho condiviso questa protesta, e poi ritrovarsi dopo neanche un mese a protestare a favore dei banchieri. Cioè questo è il governo di banchieri e università private, lei dice?
Beh, guardi, cioè non è che serve un premio Nobel per dirlo, cioè basta guardare il curriculum. Magari sicuramente le professionalità sono di elevatissimo spessore, però se noi italiani siamo abituati ad alte professionalità, oggi dobbiamo vedere i risultati, perché già un sondaggio di ieri dà un calo della fiducia degli italiani. Sembrava che dal 12 novembre dovesse esserci una maratona che avrebbe visto crollare lo spread di 150 punti, di vedere risolti i problemi. Le cose stanno andando sempre nella direzione che avevamo lasciato il 12 di novembre. Senta, intanto domenica c'è questa cosa della Padania, ma lei crede veramente all'indipendenza della Padania? Perché c'è il Parlamento della Padania, anche Maroni ha detto questa è la strada, cioè ci crede veramente l'indipendenza della Padania? Guardi, noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando affinché, le sembrerà strano che glielo dica un leghista, affinché quello che diceva Einaudi nel presentare la Costituzione repubblicana nel 1948, Einaudi è stato uno dei padri costituenti, disse che a ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. E Einaudi diceva anche, visto che siamo nei 150 anni dell'Unità d'Italia, diceva anche che il risorgimento sarà concluso quando tutti avranno la loro autonomia. Quindi abbiamo una Costituzione che è veramente scritta da autentici federalisti. Noi siamo qui a combattere questa visione centralista della gestione di questo Paese. Un conto è l'autonomia, un conto è, non so, l'indipendenza, cioè come Stato proprio. Ma guardi, questa realtà socio-economica, peraltro citata anche dalla Fondazione Agnelli, è una realtà che comunque esiste sotto il profilo economico. Deve avere la necessaria autonomia per dimostrare al Paese intero che comunque con l'autonomia, che è anche responsabilità, si riesce a risolvere i problemi. La Padania, sta parlando della Padania, che quindi esiste, diciamo, formalmente. Ma guardi, gliel'ho già detto 2 volte, esiste una comunità che è quella del nord, che ha un profilo sociale ed economico che è riconosciuto a livello internazionale. E io mi fermo qua, se lei cerca di farmi dire altre cose non gliele posso dire perché non le penso. No, vabbè, ma la questione c'è capire, l'autonomia è una cosa, ma autonomia cosa vuol dire? Fiscale, autonomia anche... Il concetto di autonomia è un concetto planetario. I padri del federalismo a livello internazionale, visto e considerato che in questo paese noi amiamo sempre citare gli americani, dicono che il federalismo è un movimento centripeto, cioè unisce. Il non federalismo, cioè il non dare risposte, divide. A me sembra che questa frase chiarisca anche i dubbi, che non vuol dire essere sovversivi, vuol dire dare risposte alle comunità, che possono essere quelle venete piuttosto che quelle siciliane, quelle lombarde piuttosto che quelle calabresi. Ognuno deve avere l'autonomia che si spetta. L'ultima battuta, governatore, è questa. Prego. Lei ha visto due giorni fa Bossi, mi pare che ha detto. È vero che Bossi chiama tutti i giorni Berlusconi, come dice Berlusconi? Lei gliel'ha detto, Bossi? Guardi, io non sono la segretaria di Bossi, non ho le più facili. Questo no, però insomma ne avrà parlato, no? Sfattiamo anche delle leggende metropolitane e evitiamo di milantare crediti. Il governatore del Veneto si occupa del Veneto, non delle telefonate che fa Bossi a Berlusconi e Berlusconi a Bossi. Queste sono partite della segreteria politica e io ho sempre amato nel fare il mio lavoro, nel rappresentare i cittadini, di dividere le due cose, anche perché penso che i cittadini debbano essere tutti rappresentati con serietà. La ringrazio, buona giornata. Grazie, Luca Zaia, governatore del Veneto, per essere stato con noi. Noi dopo la pubblicità invece parleremo, cambiando tema, di questa vicenda che ha coinvolto Lucio Magri, direttore fondatore